Io vedo mia nipote soprattutto che non sta bene, non sta vivendo un bel momento e vedo che non viene aiutata da parte delle autorità. A parlare è la nonna paterna di una bambina di 7 anni. I suoi genitori si sono separati quando aveva 4 mesi. I primi 4 anni sono stati gestibili, poi però, racconta la nonna, si è scatenato l'inferno. La piccola avrebbe rivelato episodi raccapriccianti di presunti abusi sessuali subiti con la mamma. Si toccava le parti intime sotto, allorché un po' scioccati abbiamo chiesto chi altro facesse ste cose. E lei ci ha detto la mamma. Quando io ho detto, beh, la mamma normale, la mamma ti lava come ti lavo io, e lei invece no, ci ha fatto vedere proprio la classica masturbazione femminile. Allorché là siamo stati sconvolti, i nonni, tutti e due, e il nonno è andato a chiamare l'avvocato per capire. Siamo andati a parlare con una psicologa dove lei con disegni, racconto e disegni ci ha detto che comunque questa bambina era stata vittimizzata. A quel punto il papà si è rifiutato di riportarla alla mamma che, racconta ancora la nonna, per 1 anno e mezzo ha stranamente accettato di lasciarla vivere insieme a loro, andandola a trovare sempre in presenza di qualcuno, probabilmente come testimone. Nel frattempo i carabinieri hanno aperto un'indagine con tanto di intercettazioni ambientali, la cui gestione, secondo la nonna, presenta però aspetti poco chiari. Si sente dire la bambina, la mamma che gli dice alla bambina: ti ho detto tutto il dito, loro, quelli che hanno fatto l'indagine, hanno scritto probabilmente per lavarla. Sinceramente io per lavarmi non mi metto il dito dappertutto, cioè non mi metto tutto il dito dentro da nessuna parte. L'unica spiegazione che loro danno è perché i genitori non vanno d'accordo. Io credo che la bambina potesse dire tante cose, ma arrivare una bambina di 4 anni e mezzo che venga a dire nei particolari e farci vedere, perché ce l'ha raccontato, ma abbiamo anche visto, e quindi come fa sta bambina a sapere queste cose? In mano alla famiglia paterna c'è molta documentazione, tra cui perizie neuropsichiatriche che descrivono la bambina in atteggiamenti troppo adulti, con un linguaggio a volte scurrile e terminologie sessuali anomale per l'età. Secondo la nonna non si sta prendendo in mano la situazione a dovere. Abbiamo paura che loro stanno coprendo questa cosa, non stanno indagando e guardando cosa c'è. Qui stanno solo coprendo. Le maestre ci sono che hanno visto la bambina che ha delle difficoltà, hanno chiamato le assistenti sociali per dichiarare, ma le assistenti sociali sono omertose, mi sento di dire questa parola, non stanno valutando e guardando questa bambina. Se niente viene fuori e scopriamo qualcosa, più di qualcuno dovrà pagare per la salute psicofisica di mia nipote, questo glielo garantisco, perché lotterò fino alla mia morte perché questo venga fuori.